partire. Mi sentite laggiù in fondo? Perfetto. Vabbè, intanto dico due parole. Le parole sono le seguenti. Innanzitutto speravo ci fossero più persone, ma questo va benissimo. I presenti sono già sufficientemente tanti da poter sperare che ci sia almeno uno che non sia convinto del Veneto indipendente. Se c'è soltanto uno di voi che non è convinto del Veneto indipendente, io sono già contento perché spero di convincerlo. Quindi uno in più, si dice che si fa il mare con le gocce, partiamo da una goccia e arriveremo a uno tsunami. Magari alla fine riusciremo anche a avere tutti quanti quello che stiamo cercando di ottenere. Quello che vedete dietro è una slide che penso vi faccia capire un po' di cose. Qui abbiamo messo alle ore 21:26 quant'era il debito pubblico. Alla fine di questa serata, che cercherò di comprimere, vedremo quanto sarà arrivato il debito pubblico, giusto per capire l'Italia come si sta muovendo in questo momento. Allora, a questo punto, dato che ci doveva essere Giorgio a presentarmi, non c'è, ma fa lo stesso. Allora, in realtà, se tu avessi provato a presentarmi, io ti avrei detto, ferma, non serve la presentazione. Perché non serve la presentazione? Perché mi presento da solo. In che modo mi presento da solo? Allora, in realtà senza dire nome e cognome perché non serve, poi in realtà è scritto lì, quindi lo sapete perfettamente anche voi. Prendo a spunto per presentarmi le parole di un guru della comunicazione. Poi, quando sentirete le parole, capirete perfettamente di chi stiamo parlando. Ora, questa persona ha detto una volta ad una riunione, questa persona non c'è più, ha detto ad una riunione di fronte a parecchi ragazzi più o meno una frase di questo genere che faccio mia e la interpreto in un modo un po' alternativo. Che cos'è che ha detto esattamente? Ha detto, questi erano tutti quanti ragazzi universitari. Ragazzi, se volete riuscire nella vita, se volete veramente arrivare ai vostri obiettivi, dovete necessariamente essere affamati ed essere folli. Sapete perfettamente che ha detto questa frase, immagino, è Steve Jobs. Bene, ad un'altra riunione ha detto un'altra frase che collegherei a questa e ha detto, più o meno, anche qui la interpreto a modo mio, ha detto in buona sostanza, solo i folli che credono di poter cambiare il mondo potranno riuscire a cambiarlo, perché in un modo o nell'altro almeno i folli ci provano. Io sono convinto di non essere l'unico folle in questo momento in questa sala, anzi, ne ho la certezza, sicuramente oltre a me, qui in questa sala ci sono altri folli. Se tra di voi c'è qualcuno che è convinto che il Veneto indipendente sia impossibile perché siamo troppo piccoli, perché il Veneto indipendente non ce lo lasceranno mai fare, e ci sta, sicuramente tra di voi c'è qualcuno che la pensa in questi termini. Bene, se ce ne fosse anche uno solo in questa sala che io alla fine sarò riuscito a convincere, avrò ottenuto il mio risultato. Quindi, i dise pochi ma buoni. Bene, ci siamo qui. Se io riuscirò anche soltanto, dopo quello che vedrete, a convincere uno di voi che il Veneto indipendente non è una cosa utopistica, ma è possibile, avrò ottenuto il mio risultato. Allora, questa era la mia presentazione. Veniamo a quello che dobbiamo fare. Perché siamo qui, l'indipendentismo, siamo amati dalle gare o siamo utopici da circolo. Quello che mi ha spinto a fare questa pazzia, perché di pazzia si stiamo parlando, alla fine non siete così pochi. Tutto sommato. Ora, quello che mi ha spinto a fare questa pazzia in realtà è stato lo stimolo che mi ha dato un mio carissimo amico che in questo momento è Honolulu, che avrei voluto fosse qua perché era uno di quelli che volevo convincere più degli altri. Allora, le sue domande in realtà, e stiamo parlando di un mio carissimo amico, le sue domande in realtà sono quelle che sento fare da tantissime persone. Beh, ma dai, ma cosa vuoi che riusciamo a fare il Veneto indipendente? Siamo troppo piccoli, non ce lo lasceranno mai fare. Che poi sono le domande che tutti quanti voi sentite quotidianamente quando parlate di indipendentismo con delle persone che non stanno ad ascoltare quello che noi facciamo. Perché? Semplice motivo. Oggi come oggi siamo visti di base come, permettimi Lucio la battuta, i quattro matti del tanco. Ok? C'è qualcuno che facendo i quattro matti del tanco si è fatto qualche giorno anche dentro, sbaglio. Allora, la visione collettiva è, sono matti, dove vogliono andare, cosa vogliono fare. In realtà, anch'io onestamente inizialmente pensavo a questo. Poi, se uno inizia a avere un po' di coscienza e cerca di capire e andare oltre a quelli che sono il sentire comune e le banalità comuni, ci sono delle cose
che ti portano ad avere una consapevolezza diversa e quindi inizi a fare dei processi mentali che ti portano a capire perché vogliamo essere indipendenti. Allora, voler essere indipendenti, se vogliamo banalizzare il discorso, potremmo anche tranquillamente dire che lo facciamo per una questione economica. Fosse così? È assolutamente vero. Il Veneto indipendente, poi lo capiremo con delle slide che seguiranno, avrebbe un suo perché e non servirebbe altro perché, per far capire perché vale la pena avere un Veneto indipendente. Ma in realtà voglio cercare di fare, con questo tipo di presentazione, un percorso complesso che fa capire le motivazioni che ci spingono veramente ad arrivare a questo processo mentale. Noi vogliamo un Veneto indipendente. Perché? Allora, prima di passare a quello che sta per arrivare, voglio fare una prova. Qui con me, sapete cosa sono queste carte? Le vedete? Sono i tarocchi. I tarocchi servono per, diciamo così, leggere nella mente delle persone, il passato. Io sono convinto di leggere nella mente di parecchi di voi. E quindi con queste carte, anche se adesso non le adopero, sono convinto che quello che sta per arrivare rappresenta una gran parte di voi. Cosa sta per arrivare? Allora, se riesco a farlo partire. Vi chiedo cortesemente di ascoltare bene questo video. È un video che fa capire molte cose, specialmente a chi non vuole aprire la mente quotidianamente. Ve lo lascio guardare. Miei cari amici, ognuno di voi percepisce la strana sensazione che ci sia qualcosa di profondamente sbagliato in ciò che vede. Molti tuttavia non sanno il perché né cosa sia. A prescindere dalle nostre convinzioni o idee politiche, il sistema vigente nel nostro mondo libero si basa sulla tacita accettazione di un contratto che lega ciascuno di noi e che a grandi linee espongo. Io accetto. 1. Io accetto la competitività come struttura cardine del sistema in cui vivo, anche se mi rendo conto che questa genera frustrazione e rabbia nella maggior parte degli individui. 2. Accetto il fatto che per vivere debba limitare la mia vita ad un giorno della settimana, mentre gli altri 6 devono essere spesi lavorando per produrre, annichilendo un'intera esistenza. 3. Io accetto di essere umiliato e sfruttato a condizione che mi sia permesso di umiliare e sfruttare un altro che occupi un posto inferiore nella piramide sociale. 4. Accetto che gli indigenti, i malati e coloro che non riescono a restare a galla vengano esclusi e messi a margine della società e gli vengano negate cure ed assistenza, perché questo costo sociale non può incidere sul benessere e sul progresso dei facoltosi, dei benestanti e dei fortunati. 5. Accetto di pagare istituti privati affinché gestiscano il mio reddito secondo la loro convenienza e che non mi diano alcun dividendo dei loro giganteschi guadagni che serviranno per aggredire stati deboli creando spirali di debito infinito, fatto che accetto implicitamente. Accetto che mi si applichi un alto tasso di interesse per prestarmi denaro che viene creato dal nulla. 6. Accetto che le banche internazionali prestino denaro ai paesi che vogliono armarsi e combattere, e così scegliere quelli che faranno la guerra e quelli che non lo faranno. So che è meglio finanziare entrambe le parti per essere certi di trarne profitto e di prolungare i conflitti più a lungo possibile, al fine di prosciugare completamente le risorse dei paesi che non riusciranno a pagare i loro debiti. Accetto di pagare dei tributi obbligatori al mio governo, prelevandoli dal mio reddito, anche se questi non vengono utilizzati per migliorare la mia vita e di servizi per i cittadini, ma principalmente a ripagare interessi su un debito che i governi hanno contratto con dei banchieri privati. Mi impegno a non pretendere mai che le mie tasse siano usate per investimenti massivi nella sanità, nella ricerca scientifica e nella cultura. Compirò il mio dovere contribuendo al buon funzionamento della nostra economia. 7. Accetto che il debito sia la principale forma di trattativa tra stati e verso i cittadini, anche quando questo porti a una palese forma di schiavitù e sia economicamente insostenibile. 8. Accetto si legalizzi l'omicidio, quando la vittima sia indicata dal mio governo come il nemico. In questo caso non chiederò prove di colpevolezza ed eliminerò il bersaglio senza regole. Accetto che la morte possa essere indotta lentamente dai governi con l'avvelenamento di intere popolazioni tramite l'inalazione e l'ingestione quotidiana di sostanze tossiche autorizzate. 9. Accetto che si faccia la guerra per avere la pace.
Accetto in nome di questo principio che la principale voce di spesa di uno Stato sia per la difesa. Accetto che i conflitti siano creati artificialmente per alimentare il mercato delle armi e la crescita dell'economia mondiale. 10. Accetto l'egemonia del petrolio nella nostra economia e che ogni forma di energia gratuita, non inquinante e libera venga soppressa e insabbiata. Lo accetto perché ogni forma di energia di questo tipo rappresenta un pericolo per l'umanità, in quanto sarebbe la fine del mondo come lo conosciamo. 11. Accetto che si divida l'opinione pubblica creando partiti di destra e di sinistra, che avranno come unico scopo lottare tra loro, mentre io mi impegnerò a credere che le loro diatribe siano frutto di un sano scontro democratico, utile per il nostro futuro. Inoltre accetto ogni tipo di divisione possibile, purché quelle divisioni mi permettano di focalizzare la rabbia sui nemici scelti dall'alto, nel momento in cui mi sbandiereranno le loro foto davanti agli occhi. 12. Accetto che gli industriali, militari e capi di Stato si riuniscano regolarmente, senza consultarci, per prendere decisioni che compromettono il futuro della nostra vita e del pianeta. 13. Accetto che il potere di manipolare l'opinione pubblica, prima ostentato dalle religioni, sia oggi nelle mani di uomini d'affari non eletti democraticamente e totalmente liberi di controllare gli stati. Lo accetto perché sono convinto del buon uso che ne faranno. 14. Accetto che la verità sui fatti mi venga raccontata da media controllati da pochi potenti individui. Questa verrà chiamata verità ufficiale. E anche se sarà una versione manipolata e distorta dei fatti, io mi impegno a non metterla in discussione e a non informarmi in maniera indipendente. 15. Accetto che mi si presentino notizie negative e spaventose del mondo ogni giorno, in modo da poter apprezzare fino a che punto io sia protetto dal mio governo, dalla polizia e dai militari, e mi renda conto di quanto sia fortunato a vivere in Occidente. So che mantenere la paura nei nostri spiriti può essere solo un beneficio per noi. 16. Accetto che l'idea della felicità si riduca alla comodità, l'amore al sesso, la libertà alla soddisfazione di tutti i desideri, perché è quello che la pubblicità ripete ogni giorno. Accetto di essere infelice perché più infelice sono, più consumo. 17. Accetto che il valore di una persona sia proporzionale a ciò che possiede e che si apprezzi la sua utilità in funzione della sua produttività e non delle sue qualità, e che sia escluso dal sistema se non produce sufficientemente. 18. Accetto di pagare per essere intrattenuto, nel poco tempo libero che mi resta, attraverso la visione di spettacoli sportivi e di varietà vuoti di contenuti che generano movimenti abnormi di denaro. Lo accetterò perché la cultura è noiosa e pericolosa, mentre sapessi divertire con spensieratezza è la chiave di una vita felice. 19. Accetto che la scuola e il nozionismo scolastico sia l'unica forma legittima e riconosciuta di formazione e non di appiattimento del senso critico e delle coscienze. 20. Accetto senza discutere e considero come verità tutte le teorie proposte per spiegare i misteri dell'origine dell'essere umano e considero incontrovertibilmente vero che la natura abbia dedicato milioni di anni per creare un essere il cui unico passatempo è la distruzione in pochi istanti della sua stessa specie e dell'ambiente dal quale dipende. 21. Accetto di escludere dalla società gli anziani, perché sono improduttivi e la loro esperienza, seppur potrebbe esserci di insegnamento, può essere sacrificata in nome del profitto. 22. Accetto quindi la ricerca del profitto come fine supremo dell'umanità e l'accumulo di ricchezza come realizzazione della vita umana. 23. Accetto di sprecare e distruggere tonnellate di cibo al fine di tenere sotto controllo i prezzi delle azioni delle multinazionali in borsa, piuttosto che permettere un'equa distribuzione delle risorse alimentari sul pianeta ed evitare la morte per fame e sete di milioni di persone ogni anno. 24. Accetto l'aumento dell'inquinamento industriale e la dispersione di veleni chimici ed elementi radioattivi nella natura. Accetto l'uso di ogni tipo di additivo chimico nella mia alimentazione perché sono convinto che, se vengono aggiunti, siano utili ed innocui. Accetto che i laboratori farmaceutici e le industrie agroalimentari vendano nei paesi del terzo mondo prodotti scaduti o utilizzino sostanze cancerogene vietate in Occidente. 25. Accetto la deforestazione selvaggia di terre grandi come nazioni. Accetto
accetto che sia possibile espropriare la terra ad interi popoli con la violenza in nome di multinazionali che sfrutteranno quei luoghi per arricchirsi senza condividere nulla con le popolazioni locali. 26. Accetto che gli animali vengano abusati, torturati e nel migliore dei casi fatti estinguere, perché accetto di non riconoscere loro un posto come legittimi abitanti di questo pianeta al pari degli esseri umani. Accetto di credere che gli animali non provino emozioni, non abbiano coscienza né forma di empatia. 27. Accetto che le multinazionali derubino le risorse dei paesi impoveriti e schiavizzati dalla politica mondiale del debito in nome del progresso economico. Accetto che esistano leggi che permettano di sfruttare i bambini in condizioni disumane e precarie. Nel nome dei diritti umani del cittadino non abbiamo nessun diritto di intrometterci, soprattutto se questo ci permette di comprare merci sotto costo. 28. Accetto che si possa denigrare, distruggere e cancellare dal pianeta ogni forma culturale diversa da quella occidentale, perché potrebbe far vacillare il cardine del benessere economico occidentale al quale ambisco quotidianamente. 29. Accetto l'idea che esistano solo due possibilità in natura, cioè cacciare o essere cacciati. E se siamo dotati di una coscienza e di un linguaggio, certamente non è per sfuggire a questa dualità, ma per trovare sofisticate giustificazioni al perché agiamo in quel modo. 30. Accetto di credere che il nostro passato storico sia il risultato di una scia ininterrotta di conflitti casuali e non il preciso progetto perseguito nel corso dei secoli dal lobby di potere. Sono certo che siamo all'apice della nostra evoluzione e le regole che governano il nostro mondo sono la ricerca della felicità e della libertà per tutti i popoli, come ascoltiamo continuamente nei discorsi dei nostri politici. 31. Accetto di credere di non poter fare nulla per cambiare lo stato attuale delle cose. 32. Accetto di non fare nessuna domanda, di chiudere gli occhi su tutto questo e di non fare nessuna vera opposizione perché sono troppo impegnato con la mia vita e le mie preoccupazioni. Accetto anche di difendere con la vita le clausole accettate in questo contratto, se mi viene chiesto. 33. Accetto quindi definitivamente nella mia anima e coscienza questa triste matrice che viene posta di fronte ai miei occhi. Mi impegno ad astenermi dal vedere la realtà delle cose e mi rifiuto di credere che un altro modo di intendere l'esistenza sia possibile. Accetto di credere che tutti voi agiate per il mio bene e quello di tutti, e per questo vi ringrazio. Le accettate anche voi queste cose, no? Quotidianamente. C'è qualcuno di voi che si disconosce da questo? In un modo o nell'altro, tutti quelli che sono seduti qui, su 30-40 punti che hanno dichiarato, lo accettate, inconsciamente. E la maggior parte di voi sono sicuri che uno di voi non può cambiare il mondo. Ed è vero. Uno difficilmente cambia il mondo. Steve Jobs, uno, ha cambiato il mondo delle comunicazioni. Ed era uno, Ha iniziato in un garage, assieme ad un altro che ha un Google, se non ricordo male, che ha cambiato anche lui il mondo, anche lui con le comunicazioni. E sono in due. Zuckerberg, un altro, da solo, ha cambiato il mondo, le comunicazioni. Sempre comunicazioni, comunichiamo. È il grande difetto che abbiamo. Non riusciamo a comunicare. È difficile, come è dimostrato anche questa sera, portare 500 persone in questa sala. C'è pigrizia mentale, la cultura è fatta ad hoc per fare in modo che tutti rimangano ben solidi nell'ignoranza e quindi questo è sicuramente uno dei problemi, ma su questi punti vi posso garantire che la maggior parte di voi si devono riconoscere. Non è che ve lo dica riconoscetevi, è così, è un dato di fatto. Vostro figlio sta giocando a pallone, il pallone è dell'Adidas. Dove è fatto il pallone dell'Adidas? Voi accettate di comprare un pallone dell'Adidas, è quello, cosa ci posso fare? È normale. Questa è la situazione ed è la realtà e tutti la accettiamo e non è possibile per noi occidentali trovare una soluzione diversa perché la nostra cultura è questa. Ora,
Potrebbe sembrare, detta così, un discorso sinistrorso. Vi posso garantire che da parte mia tutto può arrivare, tranne che qualcosa di rosso. Questo però non vuol dire rosso perché è di sinistra. Sbagliato, è una questione di logica, di buonsenso. Manca il buonsenso. Certo è che per provare a cambiare, provare a essere diversi, bisogna cercare di capire le cose. Allora, non è facile, anche perché bisogna trovare un punto di partenza da dove iniziare a capirle queste cose. Noi parliamo di indipendenza del Veneto, quindi è anche giusto da parte nostra pensare agli ieri, perché sicuramente per capire come sviluppare il futuro bisogna necessariamente capire qual è il presente, ma il presente è costruito dal passato. Quindi iniziamo a capire anche da ciò che è stato il nostro passato di Veneti e come siamo arrivati a questa situazione. Questo è un video che parte dal 1866, è una data che io presumo sappiate a cosa si riferisce. Cos'è? Il plebiscito, ovvero sia l'annessione del Veneto all'Italia e le sue conseguenze. In realtà io ne approfitto perché faccio partire loro in modo tale che posso anche starmene zitto. Sono certo che tra i presenti riuscite a tradurre, no? È la vostra lingua, è quella che ci hanno insegnato a dire che è da ignoranti, bifolchi, zoticoni e contadini, però è la vostra lingua. Dalle piazze del Veneto si sentiva urlare Viva il re! Forse. Notate le date. Il 19 ottobre, tramite un trattato, la Francia viene a cedere il Veneto all'Italia. Il 22 e 23 ottobre c'è il plebiscito, ma le cose erano già fatte. Oggi si chiamerebbe coercizione mentale. La maggior parte erano contadini, eh?
E da allora non è cambiato, direi che è peggiorato. Non stiamo parlando di una vita fa. 1867, io sono nato 100 anni dopo. L'Italia era indebitata, un po' una roba comune. Se guardate i numeri che seguono anche adesso, vedrete che il popolo veneto, grazie all'Unità d'Italia, è stato numericamente, e questo è probabile, il popolo, diciamo così, della penisola che ha avuto più immigrazione. Non per niente le comunità venete nel mondo sono innumerevoli e non sono distantissime negli anni. 2 generazioni, 3. È facile pensare, no? Un ragazzo parla veneto ed è sicuramente ignorante, è stupido, contadino. Gli insegnanti da dove arrivano? Sono veneti? Qualcuno? E poi dicevano che il re era stato accolto da grandissime feste, giubilo. Piccolo dettaglio che si dimenticano di ricordare nella storia che ci sono state battaglie, molte battaglie, perché non si voleva stare con l'Italia. È che questo nei libri di storia non c'è scritto. Sbianchettato. Salute. Personalmente più divento consapevole di quello che è il Veneto, più questa frase mi si addice. Ma non è mia. Allora, dicevo sbianchettato, no? Libri di storia. C'è qualcuno che è appassionato di storia? Bene, ce n'è più di qualcuno. Per leggere
la storia del Veneto bisogna essere solo appassionati. Non si può certamente sperare di trovare qualcosa nei libri di storia, oppure ti raccontano che abbiamo avuto un Trobert de Femme di nome Casanova, abbiamo avuto Marco Polo, poi in compenso sono sicuro che tra di voi molti sanno quanti sono stati i re di Roma. Sono sicuro che del Risorgimento qualcosa ne sapete. Ma ad esempio, conoscete Giulio Cesare, tutti, giusto? Sicuramente. Paolo Lucio Anafesto e Chiseo è il primo doge. Avrà una sua importanza. Vi ricordo che la Repubblica Serenissima ha avuto 1100 anni di storia. L'impero romano, 950. L'Italia, 150. Allora, capisco che la storia recente debba essere studiata dai ragazzi perché è giusto che sia così, perché con la storia recente capisci quello che è il presente. Capisco che bisogna studiare anche l'impero romano, è stata, diciamo così, sorgeva il sole nell'impero romano e calava il sole nell'impero romano, era enorme, era ovunque, ma 1100 anni di storia in mezzo? Chi se ne frega? È normale? 1100 anni? La Repubblica Serenissima ha dominato i mari, non c'era nulla